cercate i posti liberi vi siete. Due posti? No. Buonasera a tutti, siete troppi ragazzi e ragazze, vuol dire che questo è un momento magico che ciascuno di voi aspetta, anche noi aspettiamo molto devo dire, e quindi vi ringraziamo enormemente da parte della Biblioteca Nazionale Universitaria, da parte dell'Associazione Amici della Biblioteca Nazionale e da parte di tutti noi che lavoriamo in questo settore, perché siamo veramente fortunati a collaborare col Centro Studi Piemontesi. Abbiamo ormai una collaborazione che va avanti da anni e contiamo di proseguirla perché tra l'altro, e ve lo dico ma ve lo diranno sicuramente, il Centro Studi Piemontesi è in un momento topico, a quasi 50 anni dalla nascita, a 20 anni di questa veggia, perché a Nizza Monferrato si dice mezza, a Nizza Monferrato si dice veggia, e pertanto lo dico alla mia piemontese. Ho chiesto consiglio a mia sorella prima di parlare perché non mi ricordavo più bene come si diceva. E allora, ecco, non posso che darvi il benvenuto in questo auditorium. È nato da poco tempo, nel 2015, quindi non ha una grande storia, perché la storia che ha l'avete fatta voi. Ecco, l'abbiamo fatta tutti insieme in questo cuore di Torino in cui vogliamo metterci anche tutto il nostro cuore, perché vogliamo che sia proprio nel cuore di tutti noi. Abbiamo fatto tantissime attività in questo periodo di 4 anni e tantissime le abbiamo fatte proprio col Centro Studi Piemontesi e ne siamo felici proprio, come ho già detto prima, di continuare. Però, ecco, questo e poi lascio la parola alla dirigente che sicuramente più di me vi vorrà far entrare. Siamo veramente felici questa sera di poter celebrare un momento particolarmente importante sia della biblioteca perché ha delle grandissime aspettative per il futuro. Abbiamo Leonardo, abbiamo il barocco, e quindi sicuramente avrete la possibilità di venire a vedere grandissime cose. Abbiamo 2 mostre in atto, ne avremo un'altra prossima in questi giorni di Guareschi, insomma stiamo lavorando molto bene. E allora lasciamo a voi di iniziare questa bella serata e lascio la parola alla direttrice Malerba, prego. Buonasera a tutti, bienvenue. Un caminuma dicendo merci proprio het cœur alla Biblioteca Nazionale e se mi permette in particolare al generale Cravarezza, che è il presidente dell'Associazione di Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria a Turin, perché senza l'Associazione di Amici si faria tanto meno belle se e l'UMA eleve a disposizione
un posto da buon tra i pibei. Meraco alla fine un po' cheat per la Cada Studio Piemontese, per la via della Cada Studio Piemontese. 20 anni fa, tutta l'incamminata 20 anni fa, era il 22 dicembre del 1988, con i Ciameria sì, Anna Maria Morello e Rita Marchiori, l'auria piasica fisso sì, poi magari diso una parola, ma poche parole, l'uomo cammina questa idea, l'uomo dita, musiche, concerti, gospel, tutti i generi, ma niente alla veglia da usina Natale che ricorda, che parla piemontese, era al teatro ancora 20 anni fa, che è ancora desma. Allora l'uomo inventasse la via piemontesa. Per tanti anni all'estate pick out una lettura di poesie e prose in lingua piemontesa, poi via via le giuntasse la musica, le canzoni, ma è sempre poesia. E allora anche noi l'abbiamo diso sempre lungo camminare per asar, il destino, l'interesse, la passione alla giutane, e in cui siamo sì a festeggiare i 20 anni di vita. E naturalmente tutti chi sono sì, l'orchestra e tutti, devo già ingaggiarsi adesso per i prossimi 10 anni, perché faremo i 30, i 40, arriveremo ai 50. È vero, come l'ha detto il presidente Cravarezza, che l'anno che viene la Cada Studio Piemontese fa 50 anni di attività. Ebbene, e 20 sono già la via piemontesa. È un momento di festa, è un momento dove le nostre parole nostra. In questi 20 anni l'hanno accompagnato in tantissimi, tanti sono sì con noi, e il pensiero a chi che con noi all'Epinen, ma l'accompagnane alla Vursune Bing, capita già a novembre che due dicono ma quando la feve la via a Stani? E sono fa sempre piacere. Poi una madamina anche la dime ma alle 20 anni mi mai sapevo che era la via, perché i giornali ne parlano abbastanza. Alle vere, tu a che protesta, tu fai in maniera che i giornali queste cose sì, ne parlano più e meglio. Che l'uomo vorsu fe un programma su Agnà, il programma lo vede proietta lì, poi via via sentiremo, l'uomo costa un po' qualche placchetta di testi, naturalmente ne sta ne basta, l'uomo diversi sono stati senza, ma poi tirarlo giù dalla Ragnà, da internet, dal sito della Cada Studio Piemontese, o se no passa da Lunges in via Revel 15 e naturalmente in stampuma d'Auri e più devie. Ma era di due ricordi i fatti che sono Pinen. Beh no, uno che è in cuore che buon'ora ieri quando partiva le Giovanni Tesio, ma alla vun custodì il premio per poesia nelle lingue minoritarie italiane a Roma, e arrivava in tempo con il libro da Kant che l'abbiamo pubblicato noi come Cada Studio Piemontese, e allora per non essere sì, ma le sì con il suo cuore e la sua passione. Purtroppo tra chi è Pinen con noi, mamma mia giusto ricordava, io ricordavo Massimo Scaglione che è stato il regista che l'accompagnava sempre, Gippo Farassino, dalla mira più istituzionale vi ricordate Enrico Andi, Agar Pogliano, Vittorio Fenocchio, e l'elenco sarebbe troppo lungo, ma tutti che l'hanno accompagnato in questi anni sono sì insieme a noi e sono sicuro. Mi farebbe piacere se Rita Marchiori e Anna Maria Morello hanno fatto proprio un saluto, perché come Cada Studio erano abitati l'entusiasmo, la voglia, l'idea, la passione, l'angaggio, la militanza. Loro hanno aiutato a parte e hanno sempre accompagnato. Adesso hi è altri funzionari che stanno qui a Pelonenese, ma fa niente. L'istituzione Regione Piemonte è sempre l'istituzione. Io parlo in italiano perché piemontese non so se potrei reggere un discorso. Poi sono biellese, quindi.
L'entusiasmo di Albina ha fatto sì che ha fatto partire questa via dall'88. Per la verità i 20 anni sono nel 98. Ah sì, per adesso lei dice la prima data, sì, in te libretta No, le scritto giusto, vabbè. ma che su un date un po'... No, ma vedi, 1998. era giusto. Su un forte in matematica. Fa le stesse. No, comunque, quando Albina Malerba, con il suo entusiasmo che l'ha sempre accompagnata, è venuta a proporre alla Regione Piemonte, all'assessorato alla cultura, bisogna ricordare anche l'assessore Leo, perché è lui che ci ha permesso a noi, a me e a Anna Maria, insomma, di poter sostenere le iniziative che ci proponevate. Comunque, quando è venuta a proporci questa iniziativa, ovviamente ci è parso così bella, interessante, coinvolgente, e in effetti c'è sempre stata gente in tutte queste edizioni che non potevamo che dire di sì e quindi sostenerla. Per cui grazie a voi. La Regione ha fatto la sua parte, ma se non c'eri tu e non c'era Cada Studi non avrebbe potuto, insomma, fare e sostenere e organizzare una cosa come questa. Quindi complimenti ancora. Complimenti ancora. Anna Maria. E buonasera a tutti. Devo dire che il 98 è stato l'inizio di un percorso ventennale ormai, ma in quegli anni con il direttore Rita Marchiori, con Albina Malerba, con tanti altri amici che hanno sostenuto la lingua piemontese, è iniziata una stagione felice che ha portato la lingua piemontese, i suoi valori, la sua poesia, la letteratura, a essere conosciuta un po' in tutta la regione e anche fuori dalla regione. Quindi allora è iniziata questa stagione felice su sollecitazione di Albina Malerba, ma a cui tutti abbiamo contribuito e aderito con entusiasmo. E vedo che i semi piantati allora hanno attecchito così bene che siamo arrivati a 20 anni. Quindi io auguro a tutti una buona via e grazie per essere qui e grazie a tutti voi. Allora, che la via a Sanandia. Iniziamo questa via con una proposta storicamente interessante e commovente, perché raggruppa un po' il senso di quello che è stato detto finora, perché una delle più belle poesie in piemontese, che sono diventate poi anche delle canzoni e delle melodie indimenticabili, ce l'ha scritta, ce l'ha regalata Gipo Farassino, che è stato nominato prima insieme a Massimo Scaglione come ricordo di un passato glorioso che ci permette adesso di poter andare avanti. Quindi la prima proposta che vi faremo è la poesia di Cesar Diacuni di Gipo Farassino, che è alta poesia, che è diventata anche una grande canzone. Seguirà poi la Vertura ad la Luz, la finestra della luce, con la musica di Enzo Lacca, e poi una poesia di Albina Malerba che si intitola Pa, t'arcorde? Al Cesar Diacuni l'ena caveia, che neanche una volta l'era l'embela. Dananza al portun due bale a ciman, paravo i cantun dal crep di cartun, che intravo e carriavo a scarta metal, da cui l'officina l'ampun la curt con l'esterne piantan salbatù. Da mesa sta curt, se ti tau seiei, et vede i pugei, carriata stendua con tanti tacun. Su ogni pugel, jempaira da lodge, e incesan comun, jenenna masna, a jemak tant rabel e udura trità, alle proprie lì, al fund al prim pian, che su naimi. Mi guardo i pugei con cui la stendua, là al fund la curt, e il finimund, che fa l'officina, il cielo sulla naria, a smiantendunt in gris così sporc che cria la vene. Ambuta vergogna. Vergogna, ma cosa? Desena sì, a mesa sta curt, ancora due stanze, cui c'è san comune. Lei quasi paura che sia quei dun che ancora s'arcorda che mi su una sì,
ora che passa che Duncan conosce, dove c'è me scusa, dove con te per come, perché, che in me ero povero. Monta al magon, non vende più re. Ma poi, ho su io, lassù al primo piano, e vedo mia mamma. Arrivi e mi fa, ciao, così con la mano. Allora mi veia a cuore della strada, per me il primo capace criei, Monsieur, ma lo sa chi è? Che sì, al Cesar Biacuni, i suonai a me. Ma dal corre che bene una sera d'agosto, con già l'erba fresca, ti guardavo cantare a quel misteri di stelle. Che cose raccontava la notte, i grilli matti, accantavo colui, la gola alta in stare, dal corre papà. Che bene essere massinato.
musica piemontese continua con una proposta di un poeta grande della nostra storia piemontese, Nino Costa. Nino Costa è famoso e non c'è bisogno di presentazioni, e sicuramente molte sue poesie sono conosciute, forse questa che vi proponiamo questa sera non è proprio la più conosciuta, però è il ritratto di un personaggio singolare. Personaggio sentiamo dire Turo Tutela, sentivamo dire Turo Tutela e non riuscivamo a capire qual era il senso di questa parola. È un personaggio, un menestrello campagnolo, estroso e vagabondo, di cara e giocosa memoria. Nelle feste, nelle baldorie paesane, improvvisava non senza grazia la poesia, la canzone e la satira di circostanza. San Susì la Violeta, sempre stai grangiali stessi. Da giù l'era ambuleta, l'embuleta ancora adesso. Travaieisa, mai puduvan se sempie, tribuleca, tribuleisa, mai finila tribulè. Tanti tu, per malcavada, che elle sempre buon umor, trangublote una cantata, fa passare tutti i dolor. Sul al mondo, senza cadene, senza fioi, senza parenti, con una grissa tlumantene, con una pinta alle contente. La giumai la testa bianca, ma le ardì come un siulot, d'ambalesta e faccia franca, l'el pisvic che un passerot. Sempre il prima una taulada, sempre in gir per i paesi, daspertuta l'ancambrada, daspertuta quel canis. Con sodei tampoc di spela, e suarenga ben mulà, l'el pibun, Turo Tutela, dal Versleis e dal Monfrà. Se quei dünna lenga udineta, sai e festa in claburcià, San Susì la Violeta, manca rende sanità. O per nose o per batiaie, ent le ribote, ent arsinun, che el per tutte le battaglie sa ambastire na canzun. Vasgate da chissà chi, ando le facessi e di arlechin, ogni dünna e dis la sua, sa tu che tutti i cantin per le signore un po' gremutte, sa tu rie il complimento, con le spuse, con le fiette, tu caltas del sentimento. Ma se in mas la compagnia, lucimento da sudman, le taglienti come una fanzia, le pippiere che n'artavan. Iani a corso, iani a passo, iani a piego, San Susì. Tante volte fa il paiasso, ma le straccano per il piede. Ma quei volte a primavera, quando il sole appena va e la nebbia matinera s'asfervaia insima ai pra, mentre in l'aria che si desvia, mila fiure sdriso pe e i galuccio fan la cria das la punta di paiè, San Susì, Turo Tutela, sul dinanzi all'orizzonte, a sern la sua canzun più bella e a se la canta per suo punto. Un'altra bella poesia che è diventata una canzone, sempre di Nino Costa, è La Camisigna, con la musica di Luigi Perracchio, che adesso ascolteremo. Marina, la via
messo la camisinha, proseguiamo con Oi Sabei, con testo e musica di Marco Soria. Oi Sabei, oi Sabei, oi Sabei, del color del
testo di Bianca Dorato e la musica di Enzo Vacca dal titolo Stermai. Ascoltiamo un altro grande della poesia in lingua piemontese, Pinin Pacot, Ambasta na finestra. Ambasta na finestra perché in tal ciel l'anima mia asperta. Ant'laria l'ensuffia tieuse che ans la rama all'improvvisa tremula e il ciel su sua grazia s'anchina. Tua man, una foglia leggera che sposa e pan cura tranquilla a frissuna per terra. Anto sguardo spali nivole a spiega il bleu ciel su una colina verda lontana che sdrissa ciaira dai me anima sna. I stranzo ricord a te, antal creusa di mia man, e so calor redus, che quasi lo scudo, come un bespia antal sangue. Ma se dorbo la man, a man pinisa il cielo, come al bate a sue ale. To pensé,
to pensé a man vlupa, i biautu antuna chaira eva curia. Un applauso a Pinin Pacot. Proseguiamo con Luigi Olivero, Stellini e Tioca, con la musica di Vincenzo Davico. Quanche i fioi e gli ambud parleran pi la nostra bella lingua piemontesa, con le murarie arfaceran vergogna ai savanti e ai potenti che l'ambaratala la nostra bella lingua piemontesa con 30 anni e giù la lingua di altri. Quanti i fioi e gli ambud parleran pi la nostra bella lingua piemontesa e noi e i grandi saruma al su lontano di una bustrola, una coscienza veia, i dairi, le pere, i roc la parleranno la nostra bella lingua piemontesa, i eve di nostri fiumi la canteranno la nostra bella lingua piemontesa, la losna e il trun la diran slenivole la nostra bella lingua piemontesa, al vento la crierà tra la tempesta la nostra bella lingua piemontesa, la luna e noi la confiderà le faie la nostra bella lingua piemontesa, addio risplenderà la luce del sol la nostra bella lingua piemontesa, la nostra bella lingua piemontesa tradia e dismentia la nostra bella lingua piemontesa. Oh mia bella lingua piemontesa che in tal sangue e vive. Conosciuto tutti, era Camillo Brero. Andiamo avanti con questi grandi della nostra letteratura, un testo di Bianca Dorato con la musica di Enzo Vacca che si intitola Amelia.
testo e la musica di Marco Soria. Ascoltiamo adesso Senza la luna. Säga starka, säga stark. Ansättas lärba, la summa del bra. Dans la collina, faccia il país. Specchia la luna, lampisca la luz. Perché la luna, antimo
Passiamo adesso a Giovanni Tesio, una poesia dedicata alla strada del fiammingo di Graziella Riviera, che si intitola appunto Leggendo la strada del fiammingo di Graziella Riviera. Varal e crea, custa la custera che giunta la Valsesia al Tomunfra, e accisa con una storia vera che gruppa il sentimento della verità, perché la verità della scrittura che sì, ai sacri monti, alle montà di santi, tabachet all'avventura, la Bibbia in cui le statue ben livrà. I sogni in cui color di una tastera che dal carbone vanno al gris per là, e a stana i rusa, i verda, i giauna in la guerra che mon calva va a casal non fra. Ma ti, chi sas la grazia e ses riviera, it cueien tal tonon la gran mistà. Ancora una canzone con testo e musica di Marco Soria dal titolo Al cœur qui l'ai papi. Nessuna si cala porta col più della primavera e come la bandiera in
tango per Teresa con la musica di Enzo Bacca. Del tango passiamo ora alla meditazione invece dei giorni che ci aspettano e nei quali siamo già immersi dall'Avvento con questo viaggio a Betlemme, un testo tradizionale, melodia tradizionale su composizione originale di Girolamo Frescobaldi.
penultima proposta poetica è dedicata a un poeta, un politico, un drammaturgo dell'Ottocento, Angelo Profferio. È nato nel 1802 a Castelnuovo Calcea, anticonformista, anticlericale, lottò per la libertà di stampa, per l'abolizione della pena di morte. Insomma, un po' di diavolo adesso, prima dell'acqua santa finale, con questa carafina ruta. Scusami Carolina, sì, Ruth, tua carafina. E sono stato un po' da sdetto, ma così questo era notte. E vediamo due in andava, e vediamo cosa in tu tirava. E mi batto in un armadio, tu con un mobile speciale, senza il cosmo, non sento quei cosa fluid, su te di e la carafina crack, bislen dai tapsac. Allora io fai mal, e sono stato un animale, e lo so io fai una sapa, neanche il vescovo, neanche il papa, neanche San Bias, neanche San Simone, am dario la soluzione. Ma lo questo grande armaggio, da te tanta pagina, e questa gran ingiuria, da monte tan sulla furia, da buche giove addirittura, a trunè pruna rottura. Si t'avesse rotto al manca il vasetto rosso al bianco, si t'avesse mandato canela, la zuccupa o la scudela, si t'avesse fatta per baia al servizi delle battiaie, si t'avesse fatta tot l'ampolinga di pacioc, la bucetta d'ot cologna, altra compartiti bisogno, la pazienza, lì, pelese, in qualcosa da sagrinese, ma perché avete tanta puta, prima cara fena ruta, prima cosa tan comune, che dappertutto si la veduna. E so più che tua carafina era bella, era fina, che poteva essere la prova per una carafina nuova, ma alla fine tira, bestira, tira, buscia, pugna, gira, nuove, fruste, belle o brutte, carafine sono tutte, ma pazienza, sale ruta, ti trasnenda ste nessuta, e sun pati tu sa sbena a cui carumpu e a pagunen, e vei pa nunca sfigura che ti giunte la fattura, per mostrare anzi chi fe le cose nen da gueux, chi sul solita peltiere e a tratte da cavalier, e mandrà domani mattin una fiala, una murigno, o si per smandare in maniera tortiglier, che dovranno con giudizi, e vedràs che più servizi. Accustum per certe cuie, alle mela se la moglie. Ventanen per vivere in paz, per servire la musca al naso, bella landa che saria, se ogni fumna, se ogni fia, ammureis manda in Siberia, ma per rompie qualche miseria. A tiriglie tante piatole che sfangoia rompe le scatole, che romprio per carità fino al tor a palassa città. E tu non ne dis niente, come se fosse una patente dalla gran cancelleria, a rompe tutti l'onca jasmia. Ne conosco tanti mi, che fa niente di dal dì, rompe ciapa messa al state, e danno crosa ancora sul pat. Fin dei tanti sacchi Abram, a sparlava già Brutam, Sara e Agar, da non chi sento, a srompio tra loro al pento. Esaù facendo il teso a Giacobbe, a rompio al muso, cui Gomorra, in buona prosa, a rompio, mi sono in cosa. Senza tante altre rotture che registro le scritture. Con tutti lotti tras la puta, pruna cara fina roda, per matlotti tras coraggio, per tanta pace, guarda. A fumne a neie a mila, che stancrio niente la brila, che ciamrio niente venduta, ma per rompie la bocetta. E sul pati scumetria, che ne è cule, che è smiria, tant candele, tanta mana, velse a toc, la damigiana. Siamo addirittura d'arrivo, è giusto ora presentare gli artisti che hanno lavorato. Beh, allora cominciamo da chi ha appena terminato, che ecco, è un'emozione tutte le volte averlo con noi. Mario Brusa, voce recitante. La nostra orchestra, che ha una storia molto particolare perché è nata grazie all'impegno del maestro Aldo Sardo e dell'associazione Futuro Musica, ed è un'orchestra che
non disdegna suonare la musica tradizionale piemontese e di altre parti d'Europa. Sono stati in novembre in Irlanda, dove hanno suonato musica irlandese e musica piemontese, arrangiate sempre dal maestro sardo, quindi voglio dire, dobbiamo essere fieri di questa orchestra perché sono giovani, belli, bravi e tutto il resto, ma non hanno assolutamente nessun problema a capire che le culture, quelle profondamente scritte nei cuori delle persone, possono ancora farci parlare e comunicare, che di questi tempi è merce rara. Quindi grazie. Allora, i flighti, Chiara Udomino, Valentina Benito, Veronica Corati, Gaia Moro, Patrizia Paolone, Letizia Curati. Il clarinetto, Matteo Montrucchio. I violini, Sara Audenino, Simone Pisano, Melania Di Stefano, Andrea Becca, Ilaria Frullini, Rebecca Marchetti, Elena Mondo, Margherita Stocco, Francesca Valpreda, Anna Venturi. I violoncelli, Andrea Ferrero, Francesca Pugnone, Viola Martinetti, Enrica Mondo, Chiara Sardo. I gruppi, Anema Nera, Marica Canavese, Marco Soria, con ospite al basso Andrea Gorda. L'ensemble Pianà, Vic Noello alla batteria, Gianni Melis, il sottoscritto all'arpa critica. Alle pive che vi hanno accompagnato, che vi hanno fatto, come dire, gustare il Natale e che poi hanno anche suonato con l'orchestra, perché è uno strumento veramente molto degno di fare, il nostro amico gnomo Valerio Franco. Il direttore dell'orchestra maestro Aldo Sardo. L'aiuto e allievo degno, Martino Vacca. E poi ci sono i musicisti che non si vedono, che però fanno tanto, che sono più tecnici e diciamo e poi di conforto, mettiamolo così, in ogni caso fanno parte a tutto il diritto dello spettacolo. Alberto Macerata e Camillo Sacco all'impianto audio, grazie. E ultimo, ma non meno certo importante, ringraziamo, adesso c'è un momento di commozione, abbiate pazienza, mi sono impappinato. Volevo ringraziare Travarezza, che lo vedo da qualche parte, che ci è veramente stato il figlio del generale Travarezza, dov'è? Sia il papà che il figlio, perché senza di loro queste cose non ci sono. Dov'è il figliuolo? È in regia? Eccolo là che arriva. No, è in regia, mi dicono. Allora, comunque grazie, perché è stato veramente, senza di lui sarebbe stato difficile, proprio la parte, i sopralluoghi, tutte le questioni tecniche. Bene, vi saluto, vi lascio alla parte finale, sperando di avervi in qualche modo divertito e almeno direi che dovremmo avercela fatta anche quest'anno. Vi aspettiamo fra 20 anni. Aspettiamo che Enzo raggiunga la sua postazione.
senza di lui non possiamo proporvi questo ultimo brano, questa Natal di Renzo Gandolfo, che ha sempre concluso tutte le nostre via, forse tutti questi eventi. La suite a Natal con la musica e arrangiamento di Enzo Vacca su melodie tradizionali. Natal di Renzo Gandolfo. C'è prima Me Manera? Ho capito, allora chiedo scusa, anch'io mi sono impapinato, così siamo pari, 1-1. A Me Manera, il testo e la musica di Marco Savier, chiedo scusa. Mancure nella terra
as nas mac forse per möire e as möir per rinasce, prima e poi, tanti anni in accademia, sul e ombra, e il tempo che sparisse. Sul recandi Natal, e la scur dal Calvari, e poi Pasqua e la resurrezione. Ma lo Signor le pietus, l'uomo le drolo e a desmentia. Se la stella s'ambisca, trombe d'ange e acciamo, e se slargo anticor le speranze. E Natale, le Natale, festa ciaira, lusenta, senza tempo, senza mace lontane, d'un anchei che asmian sempre. La cadena as fa scala perché chieio il bonheur. Giornat lus e bei sogni a Natale, front che schivo alla sciode della vita, maraviglia, misteri, stupor, e che sdorvo alla faula novela, al fiorit l'illusione e l'amor, che s'antorso su tutta la terra, su una famiglia di creature viventi, abbracciando i figli di erbe e le runze, i buc appunto pussata la saiva, i ni caut che a casuio e le serpe. E se arria il fantin, che è il re dell'universo, creatura, fioche e vente, malheur, tutta spasia, i carbuna delle pegnas de stisso, alta brilla la stella vergera, al deserta s'ancanta e affrissuna, e a Sananio i gamei di re magi. Tutti i mar, tutti i cieli e le terre, ion divers per le pei e i vestì, ma tutti un antella funda il san, su per bric, su per bosche, su piane, per foreste città, fra le palme, tra i venti che fanno giasa le acque, a termuro al misteri della vita, a scuovo tu cada passione. Nel Natal dell'universo, fiora tutti, finché nome e una funna avvivran alla cerca d'Eden perdu, fioi d'Adam e fioi d'Eva, ed Abel e Cain, disgraziati che peccà e l'usenza, a San Gavigno con le penne della carne dolorosa, e il bambino con il gesto e l'arciarme accarezza nos cœur endurì. Om inquieto, una cabana, due bestie, quattro pastori e impare e la mare. Tutta sì, la tua gloria miseria. Un San Giude, una speranza satia, e la luce una stella. E dismente che infonda il tuo arca e il Calvario e la Pasqua e la Cruz. Quanto implora Gesù e il misteri tremendo. Dis, as möir per rinasce, e la tromba che acciama e la gloria della resurrezione, ma anche la certezza s'aslarga e anquata con le sue gotie. L'el principi, la fine. La promessa è alta e sicura, sulle cune gli anelli della cadena d'oro ed l'eterna illusione dell'esistenza, drola, tenera, saldata dall'amore, realtà a custa vita, e noi uomo.
Natale. Buon Natale a tutti noi e a tutti voi. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio di musica e poesia, questa 20ª ricorrenza. Vediamo alla 21ª, ok? Buon Natale a tutti, grazie ancora a Papa Studi e a Bambina Marella.